senza piangere, di voce Elvira Franca. Vieni Luca, vieni. Facci una bella foto, è un secondo posto che vale il primo, perché effettivamente anche loro hanno detto se potevate vincere più, avete fatto un secondo tempo sul campo, avete fatto un gioco di squadra veramente eccellente. Fotografia con la ragazza. Allora ci sono due premi speciali, uno fatalità, vieni Samuele si sbaglia il rigore, si piange, però hai fatto un bellissimo torneo, sei stato segnalato dai nostri giornalisti come fra i migliori giocatori del Villa Franca. Invece a De Bortoli, Filippo, De Bortoli, Federico, dove Federico, bravo, ti regalo il cartino del giornalista, grazie mille Franca, grazie mille. State qua per la colonna i primi classificati la Virtus. Penso che abbiamo in tribuna Adriano Zuppini, non so come sia, ma allora, anche lui l'ultimo giorno che parla di Virtus, penso che verrà via con un piattino in cuore. Come parere? Va via perché è commosso. Complimenti, ragazzi preparati molto bene. Adesso abbiamo l'assessore, allora abbiamo un po' di premi da consegnare. Prima di tutto l'attestato. Pronti? L'attestato, ecco qua, dedicato. Questo qui da prendere in società. Ecco la coppa del 34esimo città di Verona, il capitano, eccolo lì, complimenti. Le grandi orecchie. Qualcuno ha fatto la foto di lei? Bravo dove? Dagli complimenti all'assessore Filippo Rando, grande amico della città di Verona, perché da 5 anni a questa parte ci ha veramente dato una mano. Pensate che in tempi di pandemia il città di Verona è stato l'unico torneo che ha sempre comunque giocato. Abbiamo trovato il sistema per entrare comunque anche al Bentegodi. Grazie a Filippo Rando, che è un grande amico dello sport giovanile. Ecco le colonne.
voglio dire cosa abbiamo fatto di bello a livello di sport giovanili in questi 5 anni. Ma io volevo dire solo una cosa, un grandissimo applauso a Pierluigi Tisato dei veterani veronesi